Direttore Bramezza, il 27 dicembre è iniziata la campagna vaccinale contro il Covid per il personale medico e sanitario. Come sta procedendo da quel giorno ad oggi? Quel giorno abbiamo vaccinato delle prime 45 persone, personale ad alto rischio di Covid. Mercoledì ci sono arrivati i nuovi vaccini da Venezia, da un cargo di Venezia. Da qui ogni settimana fino a tutto settembre ci sono stati assicurati 1740 vaccini e hanno una durata quindi di 5 giorni. Il prossimo step sarà iniziare anche a vaccinare anche gli anziani delle RSA. Allora, partiamo dal presupposto che chi muore di Covid sono soprattutto persone anziane, quindi è fondamentale ed è prioritario andare a vaccinare tutti gli anziani delle case di riposo. Su 5 decessi che abbiamo di Covid, 4 sono di persone che sono nelle case di riposo, quindi quella è la priorità, perché quello vuol dire anche liberare i posti letto delle terapie intensive, vuol dire liberare anche i posti letto in ospedale e permettere all'anziano di stare tranquillo in casa di riposo. Unitamente dobbiamo fare tutti gli operatori a rischio sanitari, perché sono quelli che curano il Covid, e quindi siamo partiti la prima casa di riposo, che è la Stella Marina di Jesolo, perché lì abbiamo pazienti Covid convenzionati con noi, quindi partiamo con quelli. Poi dalla prossima settimana iniziamo dalla Francescon di Portogruaro e ogni giorno facciamo una RSA. Contiamo nel giro di qualche giorno, di una settimana, 2 settimane, perché sono 12 le strutture, di andare a vaccinare tutta la popolazione anziana a rischio. La campagna vaccinale è in corso e sta andando molto bene, le adesioni sono altissime, diciamo il 100% sostanzialmente in questo momento, e non abbiamo osservato reazioni avverse nel nostro territorio al vaccino fino adesso. Può stare tranquilla la popolazione, sì. Al momento abbiamo a disposizione quello che ci è stato dato, è il vaccino della Pfizer, che richiede sostanzialmente 2 dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, e l'immunità, le evidenze scientifiche dicono che si ha l'immunità a una settimana dopo la seconda dose. Purtroppo il lavoro degli operatori sanitari, del Dipartimento di Prevenzione, del territorio, dell'ospedale, in questo momento non si sta riducendo purtroppo. Speriamo appunto che con l'inizio man mano che aumenterà il numero delle persone vaccinate, di osservare una riduzione delle persone contagiate. Questo sicuramente nel corso del tempo, da un punto di vista epidemiologico, dovrà andare così. Naturalmente in questo momento abbiamo ancora diversi casi al giorno, e quindi è assolutamente importante che la popolazione continui, anzi mantenga il più possibile le misure di prevenzione che abbiamo imparato nel corso di questo periodo. Quindi io spero e faccio un appello alla popolazione affinché si protegga e protegga le altre persone con queste misure.